E ora Giulia Castagnetti vi presenta Dietro la verità. Buon pomeriggio, io mi chiamo Daniele e sono morto. Confusi, eh? No, non mi chiamo Daniele e non sono morta, almeno non dall'ultima volta che ho controllato. Io mi chiamo Giulia e Daniele è il personaggio, anzi il protagonista e voce narrante del mio progetto di corto intitolato Dietro la verità. Daniele è quello che ognuno di noi sogna di essere, il ragazzo più figo del quartiere, con il lavoro giusto nel marketing, con gli amici giusti, il suo capo, fra l'altro, che gli dà il 5 tutte le mattine appena entra in ufficio e che si scopa la donna giusta, Caterina, la compagna del capo. A Daniele va tutto bene, fino a quando un giorno muore. E per fortuna per lui, però, la polizia riesce a trovare le prove per quanto riguarda il suo omicidio e tutto è bene quel che finisce bene. Titoli di coda. No, scusate, fermi tutti. Vi devo dire la verità. Anzi, è Daniele che la dirà la verità, perché Daniele, infatti, è sì il ragazzo più figo del quartiere, quello super amicone con il capo e che si fa la sua ragazza, ma solo nella sua testa. Perché Daniele, infatti, all'interno del suo ufficio e nella sua vita è, come potremmo definirlo? Lo sfigato? Quello che viene salutato tutte le mattine con «Ehi bello, ciao bomber, come stai?» perché nessuno si ricorda il suo nome. Quello a cui viene lasciato il compito di andare a prendere i caffè per tutti e puntualmente uno gli viene sempre rovesciato addosso. Quello che deve andare a riprendere in lavanderia i vestiti dal suo capo e in mezzo ci sono pure perizoma e reggiseni della compagna. Questo è Daniele. Però tutta la storia che noi vediamo nella prima metà di questo corto è la storia che Daniele si racconta ed è la storia che grazie alla fabbricazione di prove e messaggi mandati dai computer e dai cellulari sia di Caterina che di Pietro, appunto il suo capo, riuscirà a far credere a tutti quanti. Eh sì, perché lui, grazie alle sue capacità che nessuno gli riconosce, riuscirà a far credere a tutti di essere stato ucciso da queste due persone e riuscirà a mandarli in carcere, infatti. Ma c'è solo un problema: se le cose si fanno, vanno fatte bene, giusto? E che accusa di omicidio è se non c'è un cadavere? Dietro la verità è un progetto di corto che vuole unire una parte noir, che sarebbe principalmente la prima parte, con ambientazioni e atmosfere alla Animali notturni e Gone Girl, e una seconda parte più da dark comedy, anche se in realtà questi elementi di dark comedy sono presenti anche nella prima, perché la voce narrante che unisce entrambe è sempre quella di Daniele. È quella di Daniele che cambierà tono, ovviamente, ma nel momento in cui lui inizia a raccontare la sua storia, in cui lui inizia a raccontare la sua verità, quella sarà veramente il momento in cui esploderà di più la black comedy, fatta principalmente di momenti buffi, di momenti principalmente inopportuni, dove sarà al telefono per ore con l'assistenza di Photoshop perché gli si è frizzata l'immagine che stava cercando di modificare per avere la prova schiacciante. Dietro la verità nasce dalla mia necessità di affrontare questo tema, cioè il tema dell'immagine che gli altri hanno di noi e l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e come noi riusciamo a far percepire davvero la nostra storia e quanto tra l'immagine che gli altri hanno di noi e la nostra immagine, la nostra storia ci possa essere una dicotomia e questo possa creare una frustrazione. Ed è proprio questa frustrazione che porterà Daniele a fare tutto quello che fa. E questo mi ha portato anche a pensare, ma effettivamente noi, se ci trovassimo nella sua situazione o se ci siamo trovati nella sua situazione, fino a che punto ci spingeremmo, fino a dove andremmo per fare in modo che la nostra storia sia davvero la storia che sentiamo, sia davvero la realtà che ci creiamo intorno. Grazie.